Manca il cartello sull'ingresso, ma questo ospedale è chiuso per ferie. A luglio e agosto la chirurgia e la sala operatoria non funzionano, i medici sono pochi e nel periodo delle vacanze la ASL non riesce a coprire i turni. Siamo a Sorgono, centro esatto della Sardegna, terra di confine tra Barbagia e Mandrolisai. Questo è l'ospedale San Camillo, unico presidio sanitario per un territorio isolato. Per raggiungere un altro ospedale, che sia quello di Nuoro o quello di Oristano, ci vuole almeno un'ora e mezza. Al primo piano del San Camillo c'è buio e non ci sono pazienti. Noi proviamo ad entrare. Reparto chiuso, luci spente. Questo è il cartello che indica l'ingresso del reparto di chirurgia. Permesso? Permesso? All'ingresso nessun controllo, nei corridoi ci sono macchinari nuovi e mai utilizzati. La porta del deposito farmaci è costantemente aperta. Sindaco, ospedale San Camillo, questo forse è l'unico caso in Italia di un ospedale chiuso per ferie? Noi abbiamo diritto a un servizio. Questo servizio non può essere sospeso per problemi di carenza di personale, cioè riteniamo questa decisione assurda. Non chiudere, no, devono ampliare questa situazione perché è troppo piccolo per noi. La gente dove va se un reparto è chiuso? Se arriva qui non trova un medico, uno che deve soccorrerlo, dove deve andare? In questo ospedale 2 reparti chiudono per ferie, ma forse non è solo un problema di carenza d'organico? L'azienda doveva in qualche modo prevedere una situazione del genere e quindi dare rimedio, come formando all'interno della stessa struttura dei chirurghi che sono in organico e salvaguardando quantomeno l'urgenza. La ASL di Nuoro non risponde alle proteste dei cittadini di Sorgono e al coro ora si aggiungono anche gli abitanti dei paesi vicini, perché d'estate da queste parti è vietato star male. Noi per arrivare al primo punto di pronto soccorso reale impieghiamo con un'ambulanza, impieghiamo minimo un'ora e mezza. Allora anche con un'auto normale Nuoro e Oristano distano più di un'ora e mezza. E allora a questo punto noi stiamo rivendicando il diritto alla salute nel rispetto delle norme nazionali e regionali.